In questo numero un rapido sguardo ai campionati di Serie D ed Eccellenza. Per la promozione occhi puntati sul Portogruaro fermato sul pareggio interno dalla Vazzolese. Interviste con il direttore sportivo del Caorle Emanuele Nonis e con mister Fabio Piva della Iulia Sagittaria. E poi ci occuperemo delle ambizioni e programmi del Ponte Crepaldo. Spazio anche alla terza categoria, siamo stati a Giussago, mister Orazio Spedicato e il DS Stefano Martin non nascondono la voglia di promozione. E chiusura con il calcio femminile, il Portogruaro è pronto all'esordio in Serie D. È stata una settimana di conferme al vertice della Serie D. Triestina e Mestre hanno potuto lavorare con relativa serenità dopo i successi colti rispettivamente con Alto Vicentino e Legnago. Il primo tentativo di fuga è già partito, anche se la sensazione è che il campionato si rivelerà alquanto equilibrato e non sarà una lotta a due come nella scorsa stagione. Tra le friulane il Tamai insidia la zona playoff, mentre è crisi nera per il Cordenons, ultimo in classifica da solo, e con la panchina di Massimo Mian che incomincia a traballare. Il campionato di eccellenza invece è tutto da decifrare. Le squadre che alla vigilia potevano essere annoverate tra le favorite, vedi San Donali, Ventina e Treviso, sono leggermente attardate in questo avvio. Comandano il Nervesa che ha espugnato il campo del Porto Mansuè ed il San Giorgio Sedico fermato sul pareggio dall'Istrana. 3 punti di vantaggio per quello che potrebbe essere considerato il primo tentativo di fuga della stagione. Il torneo di promozione in queste prime giornate ha mantenuto fede alle aspettative. Sono al vertice Conegliano e Union Vipo. Portogruaro e la Salute inseguono a braccetto al momento in zona playoff. Buon momento anche per la Fossaltese, una delle squadre ancora imbattute in questo avvio di stagione, che domenica ha accolto la prima vittoria stagionale grazie ad un strepitoso della Bianca. I biancoverdi hanno grande entusiasmo, oltre ad essere una squadra giovane di grandi prospettive, il frutto del notevole lavoro compiuto a livello del settore giovanile. Domenica trasferta in casa di uno Pitergina che non si sta esprimendo secondo le attese e che ha dovuto registrare in settimana anche le dimissioni di mister Vanni Moscon. Tornando alla Salute e al Portogruaro, i canarini di mister Vladimiro Carraro stanno rispecchiando le attese, dimostrando di essere un organico che in promozione ci può ampiamente stare e magari guardare anche a qualcosa in più. Alti e bassi comunque in questo avvio di stagione per la matricola del torneo. Domenica scorsa i liventini hanno superato il Fregona riscattandosi prontamente dopo il pesante KO subito con il Vittorio Veneto. Il Porto invece, atteso ad un campionato di vertice con vista sui playoff, dopo 2 vittorie consecutive è incappato in un sofferto pareggio casalingo con la Vazzolese, granata non belli ma con un grande carattere. Mister Gallina, un pareggio raggiunto ancora una volta sul finire di partita, un segnale che questa squadra ha un gran cuore. Ma sicuramente, non ho aspettato questa partita, ecco, per capirlo. So che sono dei ragazzi in gamba sotto questo aspetto, per cui che cosa cercheremo di migliorare, ecco, di cercare di prendere qualche gol in meno, perché non è sempre semplice, ecco, recuperare, anche perché abbiamo trovato un buon gruppo, una buona squadra, la Vazzolese, però insomma un gran merito va ai ragazzi, ecco, di sapersi così investire anche di questo peso dal momento che vai sotto e potersene liberare dopo, insomma col pareggio penso che sia meritato. Ecco, c'è il rammarico appunto per aver incassato il secondo gol subito dopo aver recuperato la partita. Ah sì, un rammarico, però vado a vedere anche la cosa più importante, che aver reagito anche su 1-0 e dopo reagire anche su 2-0 vuol dire che davvero questa squadra ha un grande cuore. Per cui sono soddisfatto, ecco, sono soddisfatto di quello che è stata la prestazione dei ragazzi, anche perché tutto sommato hanno disputato una buona partita. Giocatori che erano assenti al di là di quelli che hanno giocato oggi, che sono stati in gamba, ecco, per cui hanno fatto una buonissima partita, ma giocatori come Pivetta, Buriola, Cervesato non è che si regalano facilmente, per cui grande merito, ecco, ancora a chi è sceso in campo oggi e agli altri, insomma. La classifica parla in vostro favore, ovviamente al momento non la guardiamo. Noi dobbiamo andare avanti per la nostra strada, essere primi adesso non ha nessun valore, per cui cercheremo di andare avanti e essere positivi tutto per tutto, insomma, dico sempre, a volte a me sinceramente come allenatore dà un po' fastidio sentire che nei momenti di difficoltà c'è sempre qualcuno per cui questi ragazzi vanno sostenuti, se si crede in questo gruppo, in questa società bisogna dare una mano, se no che la pensino alla loro maniera, insomma, al di là che giustamente tutti vorrebbero vincere tutte le partite, sia noi che la Vazzolese oggi, per cui
Siamo un buon gruppo, andiamo avanti, le qualità le abbiamo dimostrate quali sono le nostre, ok? Per cui lotteremo fino alla fine sicuramente per un posto importante. Nessuna squadra a punteggio pieno in prima categoria, dove in vetta vi è il trio Baloscaltenigo, Viranese e Marcon, tutti a segno nell'ultima di campionato. Sconfitta casalinga del Fossalta Piave nello scontro diretto proprio con la capolista milanese. Buon momento per il Caorle, che dopo lo scivolone di Concordia all'esordio ha ripreso a correre. Domenica è arrivato il terzo successo consecutivo contro un Lugugnana in grossa difficoltà, che pone adesso i rossoblù ad un punto dalla vetta. E siamo a Caorle, parliamo di prima categoria. Domenica scorsa è arrivata una vittoria in quel di Lugugnana, una vittoria magari anche sofferta, forse più del previsto, non è vero Emanuele Nonis? Sì, diciamo che è stata una partita alquanto combattuta, giocata insomma tra anche amici, ex compagni di squadra, quindi tutte e due le compagini ci tenevano a fare insomma, il risultato pieno. Noi siamo andati abbastanza convinti di fare il risultato, abbiamo trovato di fronte a una squadra cattiva a livello agonistico, determinata, quindi ci ha fatto una buona impressione, siamo riusciti a spuntarla con qualche prodezza di qualche giocatore, diciamo che è andata bene e che comunque abbiamo fatto i 3 punti, che era l'obiettivo principale, oltre che comunque vincere un derby, che è sempre una cosa gradita. Ecco, un Caorle che dopo lo scivolone iniziale a Concordia poi ha ingranato la giusta marcia, a quanto pare. Sì, diciamo che siamo partiti un attimino in ritardo, purtroppo noi squadra di calcio balneare abbiamo visto il bel tempo, la stagionalità che è prolungata fino a poco giorni fa, abbiamo avuto dei problemi con qualche giocatore che si è allenato un po' meno e quindi diciamo che siamo un po' partiti, non dico a handicap, ma con qualche giocatore a corto di preparazione, quindi la prima partita, soprattutto con una compagine anche come il Concordia, insomma organizzata, abbiamo fatto un po' fatica, abbiamo perso anche abbastanza una bella batosta, ma ci siamo rialzati subito, abbiamo fatto 3 partite, 3 vittorie, abbiamo messo subito punti in classifica e dobbiamo dare continuità domenica, perché domenica c'è una partita che dobbiamo assolutamente vincere col Sant'Elena, squadra alla nostra portata, quindi sarà, dopo c'è la Lenzonese, quindi sono 2 partite dove dobbiamo dare continuità, dobbiamo mettere punti in classifica, perché il nostro obiettivo è dichiarato, insomma, è di fare un campionato di vertice e che comunque, vista anche la partita di domenica, la squadra, la società pretende qualcosina in più e già domenica abbiamo la possibilità e dobbiamo fare bottino pieno. Un campionato di prima categoria che in effetti annovera diverse pretendenti alla vittoria finale. Ma sicuramente è un campionato, secondo me sarà un campionato equilibrato, sarà un campionato dove se la giocheranno non penso poche squadre, ma un 6-7 squadre. Tutti sanno, quelli addetti ai lavori, quali sono le società, le squadre che hanno fatto insomma un organico importante, la Milanese, il 90, il Fossalta di Piave, quindi ci metto noi, poi la Gorgense che secondo me in classifica ha una classifica bugiarda. Lo stesso Concordia secondo me ha un organico che potrà a lungo andare a dir la sua, quindi diciamo un 5-6 squadre, c'è il Baloscaltenigo che sembra che sia una squadra, una neopromossa ma che abbia fatto un organico di tutto rispetto, e poi comunque abbiamo visto domenica, cioè siamo andati a Lugugnana ma abbiamo fatto le pene dell'inferno per portare a casa una vittoria, quindi secondo me sono 30 partite, ne rimangono 26, saranno 26 finali. Prossima partita con il Sant'Elena, sfida da vincere sicuramente, la affronterete nella miglior formazione. Sì, diciamo che a parte qualche piccolo acciacco di qualche fuoriquota, di qualche giovane, abbiamo la squadra quasi tutta al completo, il roster è quasi, ormai sono rientrati tutti, anche gli ultimi ragazzi della stagionalità stanno completando, stanno entrando un po' in condizione, quindi penso che per domenica mister Tomasello avrà tutti i giocatori a disposizione, quindi per domenica saremo al completo. Bene anche la Giulia, ritornata al successo in trasferta sul campo del Sant'Elena dopo il passaggio a vuoto casalingo con il 90. I neroverdi invece sono stati fermati a sorpresa dal Città di Venezia. Allora mister Piva, pronto riscatto dopo lo scivolone casalingo con il 90, Sant'Elena è finita 3-1, una prestazione veramente convincente che vi dà ancora più consapevolezza delle vostre possibilità. Sì, buonasera a tutti. Sì, è vero, abbiamo avuto un pronto riscatto dopo la sconfitta di domenica scorsa in casa col 90.
anche immeritata dal mio punto di vista, perché siamo stati un po' sfortunati per quanto riguarda alcuni infortuni, però vabbè, e questo è il calcio. C'è stata una pronta risposta da parte dei ragazzi, che sono splendidi nell'allenarsi e nel comportarsi. Veramente è una squadra composta da ragazzi eccezionali, dunque non avevo dubbi che sapessero riscattarsi immediatamente. E c'è stata veramente una bella prestazione, condita da un risultato che ci sta anche stretto, se devo essere sincero, però sono molto soddisfatto dell'atteggiamento, del comportamento e di come si stanno allenando questi ragazzi. Dunque penso che se continuiamo così potremo dire la nostra quest'anno sicuramente. Quindi squadra che sicuramente è destinata a crescere. Sicuramente voglio che cresca questa squadra perché ha le potenzialità per poterlo fare, sicuramente ci sono tante potenzialità e possibilità per poter fare ancora di più e meglio di quello che stiamo facendo. Detto questo, so anche come funziona il calcio, dunque dobbiamo lavorare sodo e tanto per raggiungere gli obiettivi che ci siamo prefissati, perché siamo ancora all'inizio e devo recuperare alcune persone. La stagione è lunga, dunque ne vedremo delle belle, ma siamo qua per lavorare. Domenica? Domenica è un'altra sfida importante con il Fossalta, una squadra attrezzata e costruita per salire di categoria. Noi sicuramente ci faremo trovare pronti nonostante qualche infortunio di troppo che ci sta un attimino penalizzando, perché non riusciamo mai ad allenarci bene con tutti gli effettivi, ma sicuramente ci faremo trovare pronti e da lì capirò anche di più dove potremo arrivare, cosa possiamo fare e quali obiettivi raggiungere. Un campionato dove in effetti ci sono molte pretendenti al salto di categoria. Sì, ci sono molte pretendenti al salto di categoria perché è un campionato livellato verso l'alto, il Fossalta, il 90, chi posso dire, il Badoere, secondo me è una buona squadra, la Gorgense, diciamo che la Miranese, ci sono molte squadre che sono state costruite per fare il salto di categoria. Poi il campo dirà, noi cercheremo di farci trovare pronti in ogni situazione, in ogni partita e vedremo alla lunga. Ecco, primo anno in una società blasonata come la Giulia, magari reduce da un po' di annate dove le cose non sono andate bene, insomma, che ambiente ha trovato? Ma sicuramente un ambiente positivo, questo è importante perché c'è stata una rivoluzione a livello di giocatori, sono stati portati a casa, come avevamo già detto, un sacco di giocatori del paese, sono ritornati qui, sono stati puntellati con qualche giocatore di esperienza, però la società ha fatto tutto quello che poteva fare per metterci in condizioni di fare un campionato più che dignitoso e più che buono. Noi abbiamo i nostri obiettivi da raggiungere, però per quanto riguarda la società tutto quello che poteva fare l'ha fatto, adesso la palla passa a noi. In seconda categoria il Bibione, vincendo con la Vigor, è volato al comando solitario della classifica, sfruttando il concomitante pareggio del Sandonà nello scontro diretto con il Ponte Crepaldo, squadra neopromossa ma con tante ambizioni. Siamo in quel di Ponte Crepaldo con il direttore generale Giuseppe Camerin e parliamo di questa società che è salita dalla terza categoria quest'anno e che sta veramente facendo le cose in grande. Sì, buonasera a tutti gli sportivi, intanto vi ringrazio della proposta di avvicinarci perché sappiamo quanta importanza c'è che si parli di calcio e si parli soprattutto dove ci sono idee e volontà per poter lavorare in questa maniera, nonostante i tempi economici siano quelli che sono, lo sappiamo tutti quanti, e per cui si ripercuote sicuramente il momento economico italiano anche nel mondo dello sport, però sia sicuri che con idee e collaborazione noi intraprenderemo un progetto molto importante che andrà a raccogliere tutto quello che è il litorale per quanto concerne lo sviluppo calcistico, litorale che parte da Cassavio, per capirci, fino a Bibione, entrando anche nel Portogruarese e anche nel Sandonatese. C'è un'idea molto importante, stiamo collaborando anche con le autorità politiche e sportive, abbiamo delle società professionistiche che sicuramente, sapendo quello che è il nostro pedigree sportivo, si sono avvicinate e subito ci hanno dato l'opportunità di poter collaborare e di poterci offrire tutto quello che è il loro know-how sportivo. Noi naturalmente collaboreremo sicuramente perché questo fa parte di un progetto di crescita, perché
dovremo creare una cultura sportiva di un certo tipo per poter ambire a dei risultati importanti sia nel settore giovanile e sia nella prima squadra. Amministrazione comunale, perché c'è un problema struttura evidentemente. Sì, sicuramente c'è un problema di strutture, di impianti, ma che sicuramente nei primi colloqui che abbiamo avuto hanno dato fin da subito la disponibilità, insomma, a venire incontro a quelle che sono le esigenze della comunità. Mister Geretto, questo Ponte Crepaldo dove può arrivare? Ma questo Ponte Crepaldo è ancora un po' presto per dirlo, non saprei dove possiamo arrivare. Il potenziale secondo me è elevato da poter rientrare nelle candidate nelle prime 5, ma aspettiamo di avere la rosa completa che è di 23, poi quando avremo la possibilità di lavorare tutti assieme potremo capire veramente dove possiamo arrivare. Ecco, un campionato, quello di seconda categoria, che sicuramente si presenta molto equilibrato, eccetto magari un paio di formazioni, vedi Bibbione, il resto sono tutte abbastanza sulla stessa linea. Sì, sono d'accordo, penso sia come hai detto tu, un campionato molto equilibrato, non c'è proprio una squadra che secondo me possa prendere il largo, sarà veramente molto difficile ogni domenica battagliare per portare a casa quelli che sono i 3 punti, ma condivido, sarà veramente un campionato molto duro. Bibbione, Sandonà e Ponte Crepaldo dovranno fare i conti anche con il Treporti. I lagunari si sono imposti per 3-0 nel derby con il Burano, agganciando il Sandonà in seconda posizione. Viaggia a gonfie vele anche il Pramaggiore, mentre il Sindacale si è brindato al primo successo consecutivo conquistato sul campo dello Jesolo per 3-0. Il Cesarolo invece si è inchinato per l'ennesima volta, restando fermo ancora a quota 0. Guardiamo adesso al girone sandonatese della terza categoria, campionato sempre striminzito in quanto a numero di squadre, solamente 12, ma si sa quali sono i problemi di un torneo che soffre soprattutto dei mali del calcio dilettantistico maggiore. La seconda giornata ha visto ancora vittoriose Giussaghese e Villanova, rispettivamente con Altino e Annonese, 2 squadre le portoguaresi che guardano senza misteri al salto di categoria. Bene anche la Sangiorgese è andata a vincere a Biancade. E questa settimana siamo andati a fare visita proprio alla Giussaghese, abbiamo sentito mister Orazio Spedicato. Orazio Spedicato, mister della Giussaghese, una squadra che è partita col vento in poppa, ovviamente parliamo di terza categoria, quindi 2 vittorie su 2 in questo inizio di campionato, una stagione che sta iniziando secondo quelle che erano un po' le aspettative. Sì, una stagione che fortunatamente è partita bene, si spera che continui allo stesso modo. Adesso insomma sta tutto al lavoro, sta tutto l'impegno insomma mio, della squadra, della società, insomma non c'è niente di scontato nel calcio, soprattutto in terza categoria. Poi il campionato non è facile come si potrebbe pensare, sono diverse squadre, forse più di quelle che erano preventive dall'inizio, che possono far bene, possono dar fastidio. Campionato apertissimo, vedremo poi come si svolgerà. Sicuramente insomma l'impegno da parte dei ragazzi non manca, quindi va bene così come partenza, dai. Anche perché comunque siete una squadra attrezzata per far molto bene. Sì, siamo una squadra che sicuramente è attrezzata per far bene, dobbiamo risolvere dei piccoli problemini che insomma penso che siano normali per qualunque squadra, qualche piccolo infortunio, ancora qualche giocatore fuori condizione, però sicuramente non posso assolutamente lamentarmi della qualità della squadra, che quest'anno è notevole, insomma, dai. 12 squadre si potrebbe probabilmente ovviare magari risolvendo qualche problemino nelle categorie superiori piuttosto che sulla terza, perché noi subiamo spesso i problemi della seconda, della prima categoria e avanti così, però purtroppo se le regole sono quelle non possiamo farci niente, insomma. Penso che magari basterebbe anche ridurre minimamente le squadre sui campionati superiori al nostro e si risolverebbero automaticamente i problemi della terza, però ci sono menti pensanti per questo, lasciamo lavorare loro, insomma. E quindi in definitiva sarà un campionato, diciamo, con tante squadre, ma sicuramente la Giussaghese sarà una di queste, le altre maggiori pretendenti?
Ma intanto io sono scaramantico, non dico niente sulla Giussaghese, sicuramente ci sono due squadre che sono un gradino sopra tutte, San Giorgio e Meolo hanno veramente rivoluzionato la rosa. San Giorgio ha preso diversi giocatori, insomma, già dall'Eraclea che lo scorso anno aveva fatto bene, il Meolo anche ha portato giocatori di gran qualità, soprattutto in avanti, quindi secondo me le sorprese arriveranno dalle squadre che nessuno preventivava, insomma, dall'Annonese, dal Cessalto e vedo bene anche il Villanova, vedo bene perché insomma gran partenza, quindi hanno un bravo allenatore e una rosa che potrebbe dare soddisfazioni, insomma, quindi li vedo anche loro fra le sorprese della stagione. E Stefano Martin, direttore sportivo della Giussaghese, dunque una società che dopo un paio d'anni magari sottotono si è riorganizzata, ha trovato un nuovo entusiasmo ed è pronta per ritornare in quei palcoscenici che più gli compete. Abbiamo cercato di lavorare per far sì che come hai detto te, questa società ritorni in una categoria più consona con tutte le sue aspettative e le sue possibilità, insomma. A 2 settimane dall'inizio del campionato siamo qui al campo d'allenamento del calcio femminile Portogruaro con mister Rudy Moro. Come ci stiamo avvicinando all'esordio del campionato di Serie D? Niente, è un esordio un po' particolare in quanto abbiamo fatto una preparazione a singhiozzo, ovvero molte ragazze per problemi lavorativi si stanno aggregando adesso alla squadra, quindi abbiamo una parte di squadra ben preparata e una che la stiamo lentamente recuperando. Abbiamo 2 test di coppa nel frattempo da provare e riprovare le soluzioni di gioco e poi fra un paio di settimane cominceremo questa avventura nuova. Una squadra che è rimasta sostanzialmente inalterata rispetto alla scorsa stagione, salvo qualche piccolissimo ritocco. Sì, l'organico è rimasto invariato, abbiamo perso 2 ragazze per problemi di studio e di lavoro, ne abbiamo recuperate altre 2, quindi l'organico a grandi linee è quello dell'anno scorso. Si tratta di lavorare sodo per poter ripetere la stagione dell'anno scorso con gli stessi obiettivi, sicuramente puntiamo ai playoff e poi quello di buono che verrà in più sarà tutto guadagnato, diciamo. L'ambiente è carico perché l'abbiamo sfilato proprio per nulla l'anno scorso, quindi ci teniamo a far bene quest'anno e a riprovarci. Chiaro che il girone sulla carta sembra più competitivo dell'anno scorso in quanto abbiamo amalgamato anche squadre del Friuli, quindi provenienti dalla Serie C, e non sarà facile, però ci proviamo, diciamo. E con il vicepresidente del Portogruaro Calcio Giorgio Furlanis, dunque un settore femminile che avete aperto, avete iniziato un paio di stagioni fa e che volete sicuramente potenziare. Ma sicuramente sì, è stato un progetto nato da alcuni genitori, di cui io e il signor Gasci, portato avanti in questi 3 anni veramente con entusiasmo ed in crescita sicuramente. L'obiettivo nostro è potenziare il settore giovanile, che poi sarà la fonte di ricavo per le nuove atlete. In effetti, in collaborazione con la Rete, quest'anno ci sarà una piccola squadretta femminile con l'Aurora San Nicolò, il quale così tutte le bambine piccole possono avvicinarsi al calcio e un domani essere nuove atlete delle prime squadre o le giovanili. Questo è l'obiettivo finale poi del nostro progetto. E per quel che riguarda gli obiettivi di questa stagione, si riprende dopo aver ancora forse l'amaro in bocca per aver visto sfumare la Serie C proprio in piena zona Cesarini lo scorso anno? Assolutamente sì. L'anno scorso è stato un anno un po', diciamo, tra virgolette, che neanche noi ce l'aspettavamo, veramente dopo 2 anni un risultato così, alla fine l'amaro in bocca è rimasto, però chiaramente quest'anno l'obiettivo rimane entrare nei playoff. È chiaro che sa benissimo che ripetere un anno non è sempre facile, per cui è una sfida in cui noi ci crediamo, vogliamo trasmettere alle ragazze, il gruppo è consolidato, però sappiamo benissimo che quest'anno sono subentrate le squadre del Friuli che militavano in campo in Serie C, e pertanto non sarà così semplice raggiungere l'obiettivo, però noi siamo lì e vogliamo giocarcela fino alla fine.